Ciao bambini, come state? Spero bene. Parlo piano perché non voglio che mi sentano i vostri papà. Giovedì è la loro festa ed è giusto preparargli una sorpresina. Avete voglia di farlo insieme a me e magari vi fate aiutare dalla mamma? Insieme alle altre maestre del nido avevamo pensato di farvi preparare una bella cravatta. Guardate qua, che meraviglia! Allora prendete un foglio, un cartoncino, vi fate disegnare e tagliare la sagoma dalla vostra mamma. La potete fare grande, piccola, lunga, corta, come preferite. E poi una volta tagliata la possiamo colorare con i pennarelli. Voi siete tanto bravi a farlo. Possiamo farci delle righe. Cosa dite? Oppure possiamo anche fare dei bei disegni su questa cravatta con i pastelli. Ci facciamo i disegni che più preferite. L'importante è che lo facciate quando i papà non vi vedono, così giovedì, quando sarà la loro festa, resteranno sorpresi di questo bel regalo, Se avete anche della carta a casa, la possiamo usare con la colla. Allora, per i più grandini, lo sanno fare anche al nido, possiamo usare le forbicine con la punta arrotondata. Altrimenti la carta si può anche strappare con le mani. Facciamo tanti pezzettini, la possiamo prendere di tanti colori, quello che ci piace di più, quello che ci ispira la nostra fantasia. Prendiamo la colla, a voi piace un sacco stenderla sui fogli quando facciamo i lavori all'asilo. La mettiamo bene e ci attacchiamo i pezzettini che abbiamo strappato. Un po' qua, un po' di là. Se per caso avete magari anche dei nastri che vi sono rimasti in un cassetto, magari da qualche regalino, si possono usare e attaccare insieme alla carta. Ecco. Dove volete, come volete, dei colori che preferite. Spazio alla vostra fantasia. Cosa ci disegniamo? Anche una bella macchinina su questa macchina, vero? Quella che guida sempre il papà quando ci porta a spasso. Speriamo di tornare presto a fare delle belle passeggiate tutti insieme, vero? Ecco qua. Guardate che capolavoro, ma io sono sicura che voi farete molto meglio di me. Una cosa non vi dovete dimenticare. Fatevi aiutare dalla mamma a scrivere. Ti voglio bene, papà. Ecco qua, con il vostro nome. Però questa cravatta il papà la dovrà pure indossare. Allora, facciamo 2 bei buchini qui sul nodo, uno di qua e uno di là. Si possono fare anche con la punta della forbice, Certe cose vi fate aiutare dalla mamma, mi raccomando. Ecco, ci mettiamo dentro un bel nastrino. Oh, accidenti, si è attorcigliato, vero? Ci passiamo un bel nastrino dentro il buchetto. Uno di qua e un altro di là. Ecco qua. Usate i colori, usate i pennarelli. Se avete degli adesivi potete incollarci anche gli adesivi. Potete farla come credete. Eccola qua. Guardate.
Sarà felicissimo il vostro papà di indossare questa meravigliosa cravatta. Vero sì? Mi raccomando, tutti all'opera e buon lavoro! Ciao bambini, a presto!